Buonasera a tutti, benvenuti all'ippodromo del Savio di Cesena. Sono prossimi al via i partecipanti alla prima corsa, è una prova per i puledri di 2 anni. Sono in 6 dietro le ali della macchina. Il numero 1 Ferrara Sì, Francesco Pettinari, 2 Fuga dal Bar, Santo Mollo, 3 Frankie Matley, Battista Congiu, 4 Freeway B, Edwin Lagas, 5 Face to Face, Lorenzo Baldi, 6 Fetonte SL, Andrea Vitagliano. Già con calma Fetonte SL dietro la macchina, l'incertezza per Frankie Matley. E si lotta in partenza con la velocità da parte di Face to Face, che va al comando nei confronti di Fuga dal Bar. Ha rimediato a una breve incertezza Freeway B, che stava provando a fare partenza. È stata ripresa in mano da Edwin Lagas per evitare rotture premature. Passano i primi 200 metri con in vantaggio Face to Face, 15,3 per i primi 200. In seconda posizione Fuga dal Bar, in terza Freeway B, in quarta Ferrara Sì, poi Fetonte SL. Si cerca di ricongiungere dopo grave svarione dietro la macchina Frankie Matley. 31 per il primo quarto da parte di Face to Face, figlio di Oro Puro Bar, che guida il gruppo disposto in fila indiana dopo 600 metri passati in 47. Al passaggio davanti alle tribune Face to Face guida su Fuga dal Bar e Freeway B, poi Ferrara Sì, quindi Fetonte SL, e i primi 800 metri del fratello di Beautiful Day tra gli altri se ne vanno con una frazione in 32,1,1,3 per la metà gara. Lungo la curva di destra continua in vantaggio Face to Face, che chiude il primo chilometro in 1,18,7. Ha sempre quella lunghezza e mezza nei confronti di Fuga dal Bar, rimane terza Freeway B. Ha mosso al largo Ferrara Sì, che però stenta a progredire. Guadagna di dentro Fetonte SL, la retta di là in 15,2, accelera Face to Face, 1,34 i primi 1200 metri di corsa, non si scrolla di dosso Fuga dal Bar, muove in mezzo alla pista Freeway B, che cerca di recuperare a 200 metri dalla conclusione. La piegata in 15,5, è in vantaggio Face to Face, è richiesto però da Lorenzo Baldi, passa Fuga dal Bar, interviene Freeway B, Fuga dal Bar in vantaggio nei confronti di Freeway, che finisce forte ma è tardi. Fuga dal Bar che viene a vincere nei confronti di Freeway B. Al terzo posto uno stanco Face to Face, 31,1 a chiudere, 1,18,3 il ragguaglio cronometrico per la vittoria di Fuga dal Bar. Santo Mollo, Filippo Rocca, i colori della Sant'Eusebio, una figlia di Oro Puro Bar, e Urani Rock, che vince al debutto, mezza lunghezza meglio di Freeway B, che sprinta molto bene per la seconda moneta, cala nel finale il seguito Face to Face, che può essere solo terzo.